Roberto Grigio a segno, il tuo gol ha chiuso la partita, anche perché nel secondo tempo magari era comprensibile che vi stasse dopo un ottimo primo tempo, però il gol del 6-2 è fondamentale perché dopo il 5-2 loro un pochino vi eravate rilassati. Sì, diciamo che ogni tanto dobbiamo stare attenti a questi cali di tensione che diciamo che su alcune partite subiamo, siamo stati bravi a chiudere la partita tra virgolette nel primo tempo, abbiamo messo abbastanza sicurezza il risultato, loro sono un po' usciti nel secondo tempo come giustamente sapevamo, abbiamo chiuso la partita col 6-2, sono stato contento di fare un gol davanti al nostro pubblico, bene così. Senti, Marco Polo continua a vincere, quindi resta questo duello in vetta alla classifica, siete 2 punti dietro, vi siete già segnati sul calendario lo scontro diretto che arriverà fra meno di un mese. Sì, diciamo che adesso abbiamo un altro scontro importante contro il Vigoreal venerdì prossimo, sicuramente il Marco Polo ha un rullino di marcia che insomma sta a dimostrare la qualità della rosa e la qualità del campionato che stanno facendo, noi cerchiamo di non mollare e speriamo di arrivare con questa classifica anche appunto allo scontro con loro. Senti, se non sbaglio tu l'anno scorso eri al Padova, giusto? Allora, 2 anni fa ero a Padova, l'anno scorso ero al GFEMA, sì. E sei sceso di categoria, quindi cosa ti ha spinto a sposare questo progetto? Sicuramente i rapporti umani che ho in questa società, il fatto che comunque ho degli amici, volevo ritornare vicino a casa e insomma sentirmi, non che l'anno scorso non mi sia sentito su un gruppo importante, anzi, però quest'anno mi sento a casa con persone che stimo e a cui voglio bene, insomma, quindi sono contento di essere in questa società.